Allora, oggi al nostro Hot Corner, chi ti spunta? Dico chi ti spunta? Alessia Barela, Capito? che eri stata in redazione a Hot Ero stata in Corner, redazione, sì. ma all'Hot Corner mi sa che non sei mai venuta a un Hot Corner. Forse no, Forse oppure no? tantissimo tempo fa. Addirittura sì, forse a Roma 2019. Sì, Comunque esatto. senti che è hot, perché è hot. Certo, sì, è hot, questo si sa. Come è hot il tuo momento perché sei qui con un film in concorso, Vermiglio di Mauro Del Pero, dove tu non reciti. No, faccio l'acting coach di tutti i Esatto, bambini. questo è molto Vorrei interessante. che vedeste i bambini perché io mi sono messa a piangere, sono orgogliosissima veramente di Ma come... raccontaci, allora adesso arriva l'acqua e poi ci racconti, bevi e ci racconti com'è andata, come ci sei Ok. finita. Ah, grazie mille. Questo è un momento, uno spazio doveroso, perché dovete sapere che a Venezia sono 93 gradi praticamente. Santo Dio. Sembra di stare in Cambogia. perché ti Esatto, cade. esatto. Allora, innanzitutto tu e Maura Del Pero. Allora, io e Maura Del Pero. Allora, il Trade Union è la produttrice Francesca Anderoli. Ok, perfetto. A un certo punto serviva un'attrice che facesse appunto da coach e hanno scelto me e io sono stata felicissima perché l'ho fatta in vari set, però di una persona, solitamente più giovane, sì, perché mi è capitato spesso comunque di lavorare con adolescenti. Mentre questo, diciamo, era più strutturato, nel senso che io avevo 6 ragazzi, da 5 anni a 15. Ah, tipo tutti insieme appassionatamente. Esatto, ed erano alla prima esperienza, non credo abbiano mai pensato di fare gli attori, con delle facce stupende, molto chiusi. Sono dei ragazzi che abitano a Vermiglio o comunque dintorni, e sono dei posti insomma dove c'è una vita completamente diversa, cioè i ragazzini si divertono a intagliare il legno, non ci sono gli iPad o comunque poco. TikTok? No, Poco. neanche. Uno di questi Intagliano ragazzi, il più grande, ha le sue pecore, le sue galline, insomma hanno proprio un altro mondo nel quale io mi sono immersa perché poi siamo rimasti molto molto uniti, quindi mi chiamano, mi fanno le videochiamate. Sì, no, sono proprio tutti nipotini sono diventati perché sono arrivati molto chiaramente timidi e non sapendo proprio da dove cominciare. Certo. E quindi per me è stata veramente una sfida bellissima. Ma a parte cosa che ti ha chiesto Maura? Cosa ti ha chiesto? Beh, insomma, Maura mi ha chiesto di chi dovevo farla. Loro sono una famiglia, per cui all'inizio per esempio c'erano queste 2 ragazzine che neanche si toccavano, super timide. Dico, adesso io che faccio con queste 2, come faccio, no? Sì, una sfida bella. E per cui chiaramente sotto la direzione di Maura, che poi insomma li aveva scelti con molto lavoro, chiaramente io sapevo un po' cosa farli fare perché mi sono ricordata che cosa facevamo noi, insomma come ci preparavano quando eravamo piccoli, quindi una serie di esercizi anche molto fisici. Mi sono tanto divertita ed è stata una sfida conquistarli, cioè farli fidare di me, mondo, perché alcune cose li imbarazzai. Mi ricordo perfettamente Patrick, il più grande, bellissimo, con una faccia pazzesca. Dico, allora adesso c'è la scena di ballo. No, io non ballo. Giustamente. Per cui insomma per me è stato e poi è molto bello stare dietro anche. Ah sì, Secondo me è anche proprio istruttivo per gli attori, che ogni tanto dovrebbero forse staccarsi e capire anche, no, il lavoro. Certo, l'altra dinamica. Esatto. Ma quando è arrivata la notizia che Vermiglio era in concorso a Venezia, cosa è successo? Ho pianto per la felicità di sapere anche che loro sarebbero stati qua, che sarebbe stato anche per loro un'esperienza unica, incredibile. Non so chi di loro poi magari penserà di fare l'attore. Poi quel mondo lì diventa, cioè quel mondo portato in questo mondo che è praticamente un altro pianeta, diventa esatto. C'è tutto. Senti Alessia, che anno è stato per te? Siamo partiti da Roma e arriviamo a Venezia, insomma a Roma c'era un piccolo film chiamato C'è ancora domani, che è diventato poi un caso non solo italiano.
Ve l'aspettavate che esplodesse così? Allora, io penso che Paola sia una donna che tocca le cose e diventano oro, che è molto amata, ha molta esperienza, quindi io credevo che sicuramente sarebbe stato un successo. Cioè che avesse comunque un impatto di qualche tipo. Sì, anche se uno pensa al gatto in tangenziale, Sì, comunque. Esatto. Tu dici fai quei 5, 6, 7 milioni, Certo, il pubblico, applausi così e via. io credo che non se l'aspettasse nemmeno Sì, lei, perché cioè lì è diventata nessuno, sociologia perché praticamente. e io non mi sono resa conto per niente di quello che stavo facendo. Cioè, non avevo idea che fossi in un film del genere, cioè, Ho capito? Non avevo che arrivasse poi questa, questo ruolo che alla fine, cioè, forse mi ha dato di più di ruoli da protagonista passati, no? O non so, televisivi, serie che arrivano tantissimo. Perché poi quando sono quei film che diventano talmente totali che poi diventino un pezzo del tutto. Esatto, e poi mi sono divertita tantissimo a fare la stronza, a seguire i consigli di Paola, a inventarci anche delle piccolissime cose di questa donna terribile. Ma tu e Paola vi conoscevate da? Anni e anni, perché abbiamo fatto la scuola di recitazione insieme, siamo state nel periodo in cui fai comunque la scuola, ti frequenti. E cerchi una forma anche, sì, eravamo anche molto ghetto noi, c'erano tante persone, c'era Claudio Santamaria, Gianmarco Tognazzi, insomma eravamo tanti. Poi ci siamo perse, come succede proprio nella vita, ci siamo viste raramente in alcuni eventi, eccetera. Infatti sono stata anche molto contenta di ritrovarla. Sì, Senti, molto. tu oggi che spettatrice sei? Cosa guardi? Allora, io devo dire che... Riesci a guardare? No, riesco a guardare. Devo dire che una cosa che mi è successa negli ultimi anni è questa. Non hai visto questa serie? Perché io non riuscivo a guardare le serie. Ma come? Tu che fai l'attrice? Io non riesco a guardare le serie, ragazzi. Esatto. No, dico, sì, certo. Classiche frasi, no? No. E a parte poi, scusa, diciamo che se uno deve essere tutte le serie, cioè dove passa la vita... Sì, ma io nemmeno quelle, non so... The Bear, l'hai vista? No. Vabbè. Ma nemmeno quelle famosissime. Mad Men l'hai vista? No. Beh, però qui c'è del professionismo, però, perché se arrivi... I Soprano li hai visti? Un po'. Cioè, io non vorrei sembrare snob, ma deve proprio prendermi per avere quella continuità. Adesso, per esempio, sto vedendo Killing Eve, che le mie amiche hanno visto 100 anni fa, oppure cos'è che sto vedendo e che non mi ricordo i titoli, una serie bellissima dove c'è un incidente aereo e queste donne rimangono lì... non mi ricordo il titolo. Yellow Jackets, qualcosa del genere. Bravissimo. No, adesso sto recuperando un pochino, però guardo delle cose strane, tipo una serie che mi è piaciuta tantissimo che si chiama Dr. Foster, che però non è per niente famosa ed è bellissima, secondo me. Allora possiamo ribaltare il consiglio di Alessia Barella, vedi? Però devo dire la verità che adesso sto trovando un po' di tempo e un po' di voglia perché mi viene un po' l'ansia. Quante serie hanno fatto? 6, dico, porca miseria, devo iniziare dalla prima. Sì, e poi vabbè, io al cinema ci vado molto spesso. Senti Alessia, allora qui quest'anno abbiamo questo giochino, vedi ancora tranquillamente. Intanto ecco bravo. Poi guarda, a questo punto lo faccio così. Con questo. Allora, l'ultima domanda è un giochino. Domani sera facciamo cena a casa tua. Sì. Puoi invitare 4 persone, da Maradona a Virginia Woolf. Cavolo. Vivi, morti. Sicuramente tra loro due scelgo Virginia Woolf. Vivi, morti. 4. Allora, dunque, inviterei... Maura del Penò. No, allora inviterei Monica Vitti, sicuramente. Inviterei Shakespeare. Beh, Monica Vitti e Shakespeare, qualcosa da dire ce l'avrebbe. Sì. Fammi pensare. Ce ne sono tanti che inviterei. Vorrei tanto conoscere Carax. Da sempre. Leon Carax. Perché? Però è vivo, credo, no? Sì.
Perché è pazzo, secondo me, fa Bene, dei film. ci piacciono i pazzi. Sì. Sì, esatto. Zuccarassi è completamente Quindi fuori. me ne manca uno? Esatto. Marcello Mastroianni. Va, perfetto. Mastroianni, Vitti poi già si conoscono, quindi poi... Alessia Barella Lot Corner, che più hot di così. Che più 8 di così non si può, muore, ragazzi, è la morte. Basta. Alessia Barella.